Attenzione, eccoci allo sprint. Lotta testa a testa, ecco Saronni in terza posizione, Moser in quinta. Ora ecco che siamo alle due curve particolarmente impegnative, sempre Saronni che si mantiene nelle prime posizioni, Moser però gli è vicinissimo. Eccoli ormai, il rettilineo conclusivo è di 200 metri, un finale molto bello e anche la telecamera posta sull'elicottero ha funzionato. Eccoli ai 200 metri. Ancora Moser in testa, Moser al comando, lo attacca però Rosola e Moser alzano il braccio contemporaneamente e sentiamo che Dante Garioni, che per molti anni è stato giudice d'arrivo, non ha dubbi, ha vinto il 29, dice lui, ha vinto Rosola.